Luca Zaia parla al summit del CIO davanti alla platea, spiega perché Cortina, la regina delle Dolomiti, merita le Olimpiadi del 2026. Parla in inglese il governatore del Veneto per andare dritto a chi lo sta ascoltando. Spiega che non rimarranno cattedrali nel deserto, che non ci saranno soldi buttati. 3 minuti e 40 di intervento, un lampo in cui il Veneto e Cortina giocano le proprie carte davanti ad una platea qualificata. This is a dream that we want to make come true. 70 years after the memorable edition of Cortina 1956, the first Olympic Games ever hosted in Italy. The majestic scenario of the Alps, and in particular of the Dolomites, UNESCO heritage site, with the cultural richness of Milano, will be the power for the 2026 Games. Una candidatura che parte dal basso, spiega ancora Zaia, arrivato a Tokyo assieme al presidente del CONI Malagò, al sindaco di Milano Beppe Sala, alla coordinatrice della candidatura Diana Bianchedi e Arianna Fontana, l'atleta scelta come portabandiera. We are ready to prove that the Winter Olympic Games will be a great, useful and respectful promotion of the sport and the community that will house it. We look forward to receiving your decision. Per l'asse Cortina-Milano è la prima uscita internazionale, la prima missione all'estero, un momento strategico per cominciare a tessere le relazioni necessarie in vista delle votazioni finali di giugno. Una finalissima tra Italia e Svezia. Vince chi convince il maggior numero di delegati e le regole del protocollo dicono che i dialoghi tra le città e i giudici ci possono essere solo nelle occasioni ufficiali. La prima è andata. Il prossimo appuntamento a ridosso del voto è il meeting di maggio in Australia. Se questi 3 minuti e 40 hanno gettato le basi, al prossimo appuntamento bisogna arrivarci con la sicurezza di chi non può sbagliare l'obiettivo.